benvenuti a Udinesismi, il blog in TV, la seconda puntata. Le domande degli utenti rivolte ai nostri ospiti, che oggi sono due ospiti illustri, tra cui Luca Piscopo, neocapitano dell'Udinese Primavera. Buongiorno Luca. Buongiorno a voi. E Massimo Oliva, uno dei responsabili dell'area internet della UC Udinese Club. Buongiorno. Buongiorno. E naturalmente buongiorno a Monica. Buongiorno a tutti. Bene, cominciamo naturalmente con Luca, come detto neocapitano della Primavera di Vanoli, che ha iniziato la stagione in maniera eccelsa. Vuoi parlare un po' di te? Introduciti, dici un po' chi sei, quanti anni che sei all'Udinese, cosa significa per te giocare nell'Udinese? Ok, io ho iniziato insomma a giocare nella società della mia città, che è l'Audax. Ho iniziato lì a 6 anni. Dopo aver fatto 2 stagioni insomma, nei pulcini della mia società, insomma lì dell'Audax, sono passato all'età di 9 anni all'Udinese. All'età di 19 sono ancora qua, insomma a Udine, gioco nella Primavera e ormai questa è la 10ª stagione che sono qua. La 10ª stagione nella Primavera dell'Udinese, Udinese in Serie A, quindi siamo ad un passo dalla Serie A. Tu hai mai pensato a magari a un possibile esordio in Serie A e magari chissà a un gol prima o poi, visto che sei difensore, ma magari arriva anche il gol. Come te lo sogni? Magari, me lo sogno ogni giorno quasi, insomma. Piacerebbe a chiunque, penso, esordire in Serie A, insomma è tanto meglio nella squadra in cui hai iniziato a giocare fin da piccolo. Quest'anno forse l'anno buono, sono da 10 anni qua, ripeto, e speriamo che quest'anno sia l'anno giusto, insomma, per fare qualche minuto in Serie A. Ecco Luca, i tifosi sono molto curiosi su di voi, su di te in particolare, e chiedono che cosa significa per un ragazzo della tua età vestire la maglia dell'Udinese? Senz'altro un grande orgoglio. Poi per uno che viene da 40 km qua da Udine, questo orgoglio diventa ancora più grande, ecco. Sì, io spero che un giorno, come parlavo prima, potrò vestire questa maglia, anche perché negli ultimi 20 anni, se non sbaglio, qua di friulani non hanno, sì, sono usciti pochi friulani dalle giovanili e quindi spero di essere uno di questi, insomma. Oltre all'aspetto calcistico, tu abiti vicino, quindi magari non riesci a frequentare tanto i compagni, però come vivi? Come si vive lo spogliatoio? Come è gestita un po' la situazione dalla società tra i ragazzi, con l'allenatore? Che sincronismi avete? Senz'altro è un bel gruppo quello di quest'anno. Ci sono molti stranieri e questo in effetti crea, diciamo, in parte dei problemi, perché comunque questi stranieri si devono inserire nel gruppo e quindi diventa un po' difficile amalgamare tante persone che vengono appunto da posti molto, molto lontani. Per fare gruppo, insomma, ci sono oltre che diciamo la squadra, che gli individui che sono i protagonisti, c'è anche il mister che ci dà senz'altro una mano per creare gruppo. È una persona sicuramente che dal lato umano cerca in ogni modo di appunto amalgamare questi stranieri, diciamo, nella squadra, e quindi con l'aiuto del mister senz'altro quest'anno stiamo cercando, insomma, di fare un bellissimo gruppo, ecco, anche se in effetti è difficile. Ecco, hai nominato proprio la figura del mister, che è sicuramente fondamentale. Mister Vanoli, noi sappiamo che appunto è uno che tende a creare un'amalgama, che lo vuole fare un po' di scuola mazzoniana, per cui certi valori nel calcio per lui sono importanti e cerca di portarli a voi, che siete in fondo avete appena messo il naso fuori nel mondo professionistico. Sappiamo anche qualche aneddoto del tipo che vi porta a mangiare la pizza tutti quanti assieme. È una cosa importante che a voi fa piacere.
senz'altro, insomma, avere un mister così disponibile non capita ogni anno, ecco. E proprio ritornando da Milano mercoledì sera, dopo l'incontro contro il Milan, di Coppa Italia, ci siamo appunto fermati, abbiamo deciso col mister di fermarsi a mangiare una pizza, e questo se non altro è sintomo che c'è un gran voglia di far gruppo e voglia di partecipazione di tutti, insomma, creare questo bel gruppo, questa bella sintonia all'interno della squadra. Infatti molti utenti spesso ci chiedono, al di là proprio delle amicizie che si formano magari proprio nel campo, fuori quando rimettete i panni proprio dei ragazzi tra virgolette normali, vi trovate, condividete delle passioni, degli hobby, si formano dei gruppi proprio per questi motivi? Sì, beh, senz'altro si formano dei gruppi. Io, come dicevo prima, vengo insomma da 40 km da Udine, quindi oltre agli allenamenti più di tanto non mi posso permettere insomma di star qua a Udine, ecco. E comunque so che tanti compagni di squadra girano ovviamente a fine allenamento tutti assieme, e la sera si trovano per mangiare qualcosa tutti assieme, per uscire sabati sera, uscire la sera magari a fare una passeggiata e così, quindi c'è questa voglia insomma di uscire tutti assieme, c'è questo grande gruppo, ecco, c'è questo buon affiatamento. Ecco Luca, una curiosità sempre degli utenti, ma se tu non avessi fatto il calciatore, hai mai pensato fino adesso, hai 19 anni, per cui comunque sei giovanissimo, però hai mai pensato che cosa avresti potuto fare in alternativa? Sei uno sportivo, cosa ti piacerebbe, cosa ti avresti fatto come lavoro se non avessi fatto questo? Senz'altro un lavoro che comunque nell'ambito dello sport, ecco, perché sinceramente non mi vedo in nessun lavoro, ecco. Però per fortuna l'anno scorso ho preso il diploma, e quindi anche se per varie vicissitudini o per sfortuna non riuscirei a sfondare nel calcio, comunque avendo in mano questo diploma potrei, se non altro, trovare una sistemazione nel lavoro, insomma, e quindi una scorciatoia anche se non riuscirei, ecco, a sfondare nel calcio. È importante, penso per uno che vuole intraprendere la carriera di calciatore, anche il supporto della famiglia, che il più delle volte c'è, tante volte però c'è un po' di scetticismo, no? La tua famiglia come ha preso questa tua decisione? Ti supporta? Come ti supporta? Quanto? Senz'altro la famiglia è molto importante. A me, insomma, devo ricordare che mi è stata molto vicina soprattutto un anno fa, quando ho subito un grave infortunio, sono rotto il crociato, e lì veramente la mia famiglia è stata molto vicina, soprattutto mia mamma, e mi ha aiutato, insomma, a superare tutte le difficoltà, ecco. E adesso, grazie a loro, insomma, e grazie alla mia buona volontà, sono riuscito a tornare come ero prima, ecco, come ero prima dell'infortunio. Quindi conta tantissimo appunto l'aiuto della famiglia, soprattutto se ti è vicina, ecco. Ecco Massimo, passiamo un attimo a te.